Professor Alfredo Prado, parliamo di questo concorso nazionale Giovani Artisti 2021 che si svolge qui presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo. Questa iniziativa è stata voluta dall'Accademia ed è coordinata dal professore Paolo Gianziracusa, che è un noto critico e storico dell'arte. Vede giovani partecipanti provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. Sono stati selezionati da 300 concorrenti, sono circa 80. Questa mostra si sposterà anche in altre città della Sicilia, sia del catanese che del palermitano. Pensiamo di organizzare questo raduno di giovani artisti ogni anno qui all'Accademia di Agrigento. Intanto vediamo che alla inaugurazione ci sono tanti partecipanti appunto provenienti da tutta Italia, e questo ci fa piacere perché l'iniziativa veramente ha avuto un grande successo. Gli artisti che provenienza hanno? La provenienza dalla Lombardia, Piemonte, Veneto, chiaramente Lazio e poi a scendere. Professore, parliamo di questa iniziativa che vede qui ad Agrigento venire tanti artisti, partecipare tanti artisti provenienti da tutta Italia. Ecco, quanto è importante in un momento in cui si riprende un po' l'attività post-Covid? Certo, è molto complicato ed è un po' difficile, però diciamo che coraggiosamente, con tanta volontà ci siamo lanciati, ci siamo proiettati per questa iniziativa che vuole essere un segnale di vitalità in questo momento difficile. Si tratta del primo raduno dei giovani artisti del Mediterraneo e c'è anche qualche over 35 perché volevamo che ci fosse anche qualche maestro all'interno di questa grande mostra. Noi abbiamo selezionato 80 giovani artisti. Questi 80 giovani godranno di una pubblicazione, di un catalogo, e l'aspetto significativo della manifestazione è legato al fatto che ognuno si presenta con il proprio stile, con il proprio linguaggio, per cui chi è che viene a vedere la mostra ha la possibilità di vedere come l'arte si muove nel nostro tempo, nella nostra età. Questa è una cosa interessante perché sovente si hanno 2-3 linee espressive, invece qui 80 artisti selezionati, 80 linguaggi, e quindi un'occasione straordinaria per entrare all'interno del contemporaneo e per capire l'umanità nuova, che cosa respira e che cosa ci fa vedere. Il bello di questa iniziativa è legato al fatto che è tutta gratuita. L'abbiamo voluta io e il direttore Prado proprio in questo modo, perché sovente i giovani vengono tartassati da questo punto di vista. Se devono esporre un quadro devono pagare, versare dei contributi, se vogliono avere l'opera pubblicata in un catalogo devono versare dei quattrini e così via. Invece con Prado ci siamo detti: facciamo una grande opera di mecenatismo, sosteniamo i giovani, aiutiamoli, quindi loro non pagano niente, fanno solo il sacrificio di realizzare un'opera che poi riporteranno a casa. Io vorrei che la vendessero durante l'esposizione, però dico, qualora l'opera dovesse restare, poi se la portano a casa. Pubblicazione, mostra, pubblicità, tutto quello che accompagna l'evento è a costo zero per i giovani. E mi piace lanciare questo messaggio perché le amministrazioni pubbliche dovrebbero seguire questo esempio, perché il giovane, oltre a fare l'opera, oltre a metterci la sua anima, il suo impegno e così via, non deve essere anche impegnato a sborsare dei quattrini per esporre un'opera. Grazie al professore Gianziracusa ho avuto l'opportunità e la possibilità di poter fare conoscere la mia arte e mi sento al settimo cielo per questa opportunità, grazie al professore che è una brava persona. Iniziative come queste quanto sono importanti anche per lanciarvi nel mercato della pittura? Sì, sono importanti, certo, così ci facciamo conoscere, conoscono, perché stando chiusi a casa non si può fare niente. Oltre al Covid che c'è in giro non si possono fare esposizioni, come ha detto il professore Gianziracusa, almeno qua abbiamo la possibilità di poterci fare conoscere. Grazie a questa opportunità, a questa iniziativa che ha concesso il professore Gianziracusa insieme al rettore Pardo di esporre e di dare libero sfogo alle nostre creatività, creando nel nostro, quello che noi sappiamo fare di arte, tutto questo, sperando che qualcuno possa vederci e quindi valorizzarci al 100%.